nord-est, una luce accecante e un forte boato hanno squarciato il silenzio della notte in tutto il nord-est e non è ancora stata chiarita la causa. Il comitato Cruise Venice accusa di falso chi ha denunciato la Carnival Sunshine di essersi avvicinata pericolosamente alla riva 7 martiri il 27 luglio scorso e annuncia querela. Non si pagherà la prima rata dell'IMU, ma Venezia paga pegno. Il Mose perde i 200 milioni di euro. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. In apertura un fenomeno ancora avvolto nel mistero. Nei cieli del nord-est la scorsa notte fra le 2:30 e le 2:45 è stata avvistata in cielo una grossa palla infuocata che si spostava a grande velocità. Dopo essere stati testimoni dell'improvviso bagliore, anche agenti di polizia e carabinieri in servizio di controllo del territorio, si è sentito un forte boato durato circa 3 secondi. Un colpo la cui eco si è sparsa anche nei comuni vicini. La palla di fuoco è stata vista in molte province del nord-est. Segnalazioni sui social network sono arrivate da Treviso, Venezia, Padova, Pordenone e Udine. Le decine appunto le chiamate dei cittadini giunte alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco. I pompieri, intervenuti anche con la speciale squadra NBCR, il reparto che si occupa appunto di sostanze pericolose, hanno perlustrato a lungo la zona senza tuttavia trovare prove della caduta di un presunto meteorite. Nella zona inoltre non è stata segnalata alcuna anomalia nelle aree industriali. Le ricerche del misterioso oggetto non identificato sono proseguite per tutto il giorno. Nel pordenonese molti testimoni hanno raccontato che i loro animali erano inquieti. E voltiamo pagina perché a Venezia la questione grandi navi finisce in tribunale. Vediamo. Botta e risposta tra il comitato Cruise Venice schierato a favore dei giganti del mare in laguna e il comitato No Grandi Navi. Massimo Bernardo, presidente del comitato direttivo Cruise Venice, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica in cui ipotizza il reato di simulazione di reato. Nel mirino ci sono le foto scattate da Roberto Ferrucci il 27 luglio scorso, definito dall'associazione amico dell'assessore all'ambiente Gianfranco Bettin, che ha accusato la Carnival Sunshine di aver sfiorato pericolosamente un vaporetto della CTV inclinandosi verso Riva 7 Martiri durante un passaggio. Ferrucci ha scattato le foto con il suo smartphone dalla riva e ha poi diffuso in rete le immagini sollevando l'attenzione dei media di tutto il mondo. In realtà, secondo quanto ha dichiarato oggi Massimo Bernardo, esistono tracciati satellitari che dimostrano l'infondatezza delle accuse e per questo è scattato l'esposto. Il comitato No Grandi Navi ha replicato con un altro esposto che presenterà assieme al gruppo di intervento giuridico alla Commissione europea per l'immediata applicazione del decreto Clini-Passera, che prevede di essere attuato però soltanto in presenza di alternative. Intanto prosegue l'inchiesta sui fondi neri e la turbativa d'asta che ha portato in carcere Pier Giorgio Baita, ex presidente della società Mantovani. La Guardia di Finanza ha arrestato oggi un funzionario di polizia e un imprenditore per una serie di reati collegati all'inchiesta. Società leader negli appalti della Regione Veneto e del Consorzio Venezia Nuova, concessionario unico delle opere di salvaguardia, fra cui appunto il Mose. Il giudice per le indagini preliminari ha infatti accolto la richiesta di custodia cautelare avanzata dai sostituti procuratori Ancillotto e Buccini nei confronti di un vicequestore aggiunto della questura di Bologna, Giovanni Preziosa, e di un imprenditore, Emanuele Marazzi, anche lui bolognese. Il funzionario della Polizia di Stato è accusato dalla procura di aver compiuto dietro compenso numerosi accessi al centro elaborazione dati del Viminale per poter seguire l'inchiesta sulle presunte tangenti pagate dalla Mantovani, società leader appunto negli appalti della Regione Veneto. E voltiamo pagina perché intanto la costruzione del Mose subirà una battuta d'arresto o almeno un rallentamento. L'abolizione della prima rata dell'IMU sottrarrà 20 milioni all'opera. Vediamo. La prima rata dell'IMU non si pagherà e questo è un bel sollievo per i contribuenti, ma qualcuno finirà per pagare comunque. Venezia, ad esempio, che vedrà ritardare i lavori per la costruzione del Mose e la sicurezza, che si impoverirà di agenti di polizia, dato che è scattato il blocco delle assunzioni.
ci sono sforbiciate per tutti, anche per i lavoratori in cassa integrazione e per l'ambiente. Sono stati tagliati infatti i finanziamenti per l'efficienza energetica e per le rinnovabili. Non verranno tagliati i finanziamenti ai partiti e la Camera e il Senato continueranno a costare agli italiani 2 miliardi l'anno. I tagli preannunciati non saranno indolore però, e già è battaglia. I 200 milioni sottratti alla diga mobile serviranno per pagare la cassa integrazione straordinaria a 6.500 esodati, ma per salvare loro dovranno piangere anche i pendolari delle ferrovie. Trenitalia dovrà rinunciare a 300 milioni per la manutenzione straordinaria di treni e strutture. A Venezia, in particolare, il sindacato di polizia SIULP ha denunciato proprio oggi lo stato di emergenza in cui si trovano i mezzi della polizia. Il portavoce del sindacato, Diego Brentani, ha rivelato che nella giornata di ieri solo 3 equipaggi hanno potuto uscire su 5 per i servizi di vigilanza sul territorio a Mestre a causa della carenza di volanti, che sono tutte in attesa di riparazioni, e un guasto ha bloccato la terza in Corso del Popolo. Così a vigilare su Mestre sono rimaste 2 auto. Brentani inoltre ha aggiunto che però sono comparsi i fondi per acquistare fiori e pulire il percorso che seguirà il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in visita nei prossimi giorni a Venezia. Giù le mani, insomma, dalla casta. E accantonata per il momento la questione dell'IMU, ora inizia il tormentone per decidere se aumentare l'IVA e per molti a Roma sembra inevitabile. Vediamo. Entro il mese di settembre si dovrà trovare 1 miliardo di euro in Italia, altrimenti bisognerà aumentare l'IVA, lo ha affermato il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Il PDL, dopo essere riuscito a cancellare la prima rata dell'IMU, è insorto, sta avviando la battaglia anche per non toccare l'IVA, una scelta che però gli avversari politici definiscono demagogica, dato che proprio il PDL non rinuncia ad auto blu e privilegi. L'aumento dell'IVA è effettivamente temuto, soprattutto dalle imprese che potrebbero registrare un ulteriore calo delle vendite, anziché assistere alla ripresa che ormai è già una realtà per alcuni paesi europei. La CGIA di Mestre mette in guardia anche su un altro fronte. L'aumento dell'IVA, secondo una ricerca dell'associazione, finirà per pesare sulle famiglie meno abbienti. L'IVA al 22%, secondo l'associazione di Giuseppe Bortolussi, ridurrà a 0 la propensione al risparmio per le famiglie della prima fascia di reddito e costringerà le fasce di reddito medio-alte a ridurre le spese sul fronte degli acquisti di beni e servizi. Un'analisi che non è sconosciuta al mondo politico, che in questo momento sta tentando di trovare la copertura proprio per scongiurare l'aumento dell'IVA. Ed ora le notizie dall'area metropolitana. Continua la caccia ai lanciatori di sassi nel Padovano. A Treviso una storia di tradimenti viene risolta attraverso Facebook e nel veneziano attenzione a navigare le acque del canale Osellino. Vediamo. Trappole sul canale Osellino per le barche nel veneziano. L'associazione Terra e Acqua si dichiara pronta ad azioni legali. Sospetta si tratti di una vendetta contro l'associazione che da tempo sorveglia il corso d'acqua per prevenire il degrado e l'incuria. Nel mirino dell'associazione ci sono persone che occupano abusivamente gli spazi. Le trappole stanno infestando da tempo il canale e consistono in massi a cui sono legati fuscelli di nylon legati a del polistirolo per farli galleggiare. I fili di nylon si attorcigliano nelle eliche dei natanti, danneggiando anche le imbarcazioni dell'associazione. A San Donà di Piave, con il cambio del sindaco, si è allungata la fila di chi chiede aiuto. Nei giorni scorsi sono dovuti intervenire i vigili per allontanare persone che non volevano lasciare l'ufficio affollato. Il sindaco Andrea Cereser è diventato il punto di riferimento delle famiglie in difficoltà, per quanto ha dichiarato durante la campagna elettorale e per un incontro avvenuto appena 2 settimane fa con le principali associazioni di volontariato, con lo scopo di avviare un tavolo permanente per fronteggiare l'emergenza alimentare. In vacanza con l'amante è stato incastrato da Facebook. La moglie tradita ha ottenuto la separazione con addebito usando le foto di lui e l'altra comparsa sul social network. Il marito, 55 anni, commerciante trevigiano, ufficialmente in viaggio di lavoro all'estero, è stato scoperto su Facebook in crociera in Grecia con l'amante.
Il viaggio, un giro breve ma intenso, ha fatto dimenticare all'uomo le regole base per non farsi scoprire e il giudice ha dato ragione alla moglie, anche se va chiarito che la Cassazione e la Corte d'Appello di Bologna hanno stabilito che Facebook non vale come prova, ma come mezzo di ricerca della prova. Anzi, attenzione, può trasformarsi in un boomerang, perché il tradito che fruga tra le carte o tra le mail del compagno può essere accusato di violazione della corrispondenza o di accesso abusivo al sistema informatico. E c'è anche una bella notizia sul fronte dei trasporti. Mentre nei comuni si tagliano le corse, a Breda invece nella Marca arriva finalmente il bus. Era atteso da 37 anni. Attive da ieri le nuove linee MOM 170 e 171 che collegheranno Breda con Treviso passando per Carbonera. Il sindaco Moreno Rossetto l'ha definita senza mezzi termini una svolta epocale. Da ieri a Breda è partita la rivoluzione del trasporto pubblico e l'evento era molto atteso. Oggi è una realtà sperimentale unica nella Marca, dopo 12 mesi di lavoro tra comune e MOM. Così il paese, ha detto il sindaco, potrà uscire dall'isolamento in cui è rimasto questo tempo. E andiamo nel Padovano, dove braccialetti tossici al piombo sono stati venduti in uno stand del centro ingrosso Cina. Il Ministero della Salute ha disposto il divieto di commercializzazione, il ritiro e il richiamo su tutto il territorio nazionale del braccialetto metallico marca IDA proveniente dalla Cina e distribuito in Italia dalla società IDA SRL di Viterbo. A quasi 5 mesi di distanza dal blitz delle Iene e dal pestaggio del suo inviato, la denuncia ha avuto seguito. I carabinieri del NAS di Padova hanno eseguito le analisi sui braccialetti scoprendo che effettivamente i valori del piombo sono ben oltre i limiti. Il Ministero, diffondendo l'allerta, definisce i braccialetti articolo metallico di colore oro con sola etichetta riportante il codice e il riferimento dell'importatore, il Made in PRC e l'indicazione nickel free. Un'altra automobile, stavolta di una ragazza di Cavino, è stata centrata da pietre lanciate in corsa. I casi sono ormai una decina. La cosa sta assumendo proporzioni preoccupanti e ovviamente la paura monta. Le sassaiole si stanno verificando a macchia di leopardo e sembra diventata una moda ormai consolidata, anche se agghiacciante, perché non sono partite solo dal famoso furgone bianco. A Campo San Piero, in via Borgo Padova, i sassi hanno colpito un'abitazione che sono stati lanciati da un'auto scura. Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli, ma per ora gli autori l'hanno fatta franca. È il consueto momento con la rubrica di Edoardo Sivori, non ne posso più. Ovviamente l'invito è a voi telespettatori a scriverci di che cosa non ne potete più. Vediamo. Cari amici di Televenezia, buona giornata, bentornati chi ha potuto fare le ferie e bentrovati a chi non le ha fatte, perché siamo in tanti. E questo non ne posso più comincia una nuova stagione, non ne posso più, non pensiate che sia una frase fatta o un modo di dire, non ne posso più, è il sentimento che tutti proviamo, non ne possiamo più, rappresenta una carica esplosiva di cui nessuno sa dov'è il detonatore e nessuno sa quando verrà innescato. E mentre del resto d'Italia ci interessa solo come notizia, male, ma ci interessa solo come notizia, e del Veneto e della sua società civile non ne posso più, tocca a tutti personalmente, ci tocca nell'attività del lavoro, ci tocca nel nostro scontento di cittadini impotenti a incidere su qualunque cosa venga deciso dall'alto e apparentemente a dispetto del buonsenso e degli interessi collettivi. Insomma, di che cosa non ne possiamo più? E l'estate ha fatto venire fuori una bella schiera di personaggi e di cose di cui non solo non ne possiamo più, ma ne avremmo fatti volentieri a meno. Voglio dire, abbiamo passato un'estate a dibattere sui kazaki o sui non kazaki, abbiamo passato l'estate a dibattere sull'IMU sì, l'IMU no, l'IMU un pezzetto, l'IMU non si sa, tanto per dirne una. Insomma, a me francamente mi sta qui che se la mia casa, una casa normale, qualunque, non paga l'IMU, non la deve pagare nemmeno
la casa di qualcuno che ha 1500 metri di giardino, 80 metri di piscina, 13 camere e 6 bagni. E no, non può essere una cosa del genere. E non può essere che abbiamo passato l'estate a dibattere la Cassazione, ha fatto bene, ha fatto male, oppure la condanna è stata giusta, non è stata giusta, oppure l'IVA. Attenzione, abbiamo finito l'IMU, adesso attacca l'IVA. Ma è possibile che siamo l'unico paese al mondo dove la crisi economica la pagano, contrariamente a quanto succede altrove, in cui una crisi economica è forse per sua natura, paradossalmente, veramente democratica, perché la pagano tutti a secondo dei loro averi, del loro censo. Chi più, chi meno, ma questo è il metro. Da noi forse siamo l'unico paese in cui durante una crisi economica come questa, chi era povero, chi era poco abbiente è diventato ancora meno abbiente, chi era molto abbiente è diventato ancora più abbiente. E poi devo vedermi, sì, forse in maniera provocatoria, ma devo vedermi sulle televisioni di Stato 90 minuti di spottoni pubblicitari per chi si può permettere di affittare il mega yacht a 1.000.000 di euro a settimana. Beh, ma sa, dentro ci vanno 20 persone, ce ne sono 40 di equipaggio e naturalmente la colazione è compresa. Ma mi state prendendo in giro? Ma la vogliamo finire? Ecco di che cosa non ne possiamo più, di vedere la pubblicità del diamante, dell'orologio da 80.000 euro, oppure di sentirci dire ancora che qualcuno prende 91.000 euro di pensione al mese. E poi, io non me lo sono dimenticato, neppure voi ve lo siete dimenticati, che quando si è trattato di tagliare di corsa per il Salva Italia le pensioni, anche quelle minime, di impedire la progressione di 15 euro al mese per pensionato dai 500 e passa in su, hanno detto no, non può essere, bisogna tutti fare un sacrificio. Poi però le pensioni dei super papaveri, no, quelle non si possono toccare, si andrebbe contro i diritti acquisiti. Scusate, ma perché? Quelli dei 500 e dispari euro al mese non sono diritti acquisiti? Ma no, ma quelli sono poveretti, cosa gliene freghi? 15 più, 15 meno, non gli fai danno. Vai a togliere il 20% alla pensione di 90.000 euro e vedi che cosa succede. Ti sparano subito dei ricorsi. E siccome la maggior parte dei ricorsi la farebbe gente che ha questo tipo di pensione, cioè grossi papaveri dello Stato, tra cui grossi magistrati di Corte Costituzionale, di Corte di Cassazione, eccetera, e beh certo, un giudice deve giudicare, pensando che forse anche lui un domani avrà quegli emolumenti su cui oggi dovrebbe giudicare di tagliarli. Ma dove lo troviamo? A Berlino, forse, diceva il saggio, c'è un giudice. Qua, la vedo dura, specie che giudichi su queste cose. Bene, larghe intese, non larghe intese. Abbiamo finito di parlare di questa estate? Bene. Adesso preoccupiamoci di tornare all'autunno e sperare che non soffino venti di guerra, che non soffino venti di ancor maggiore crisi e soprattutto che nella nostra testa ci sia almeno spazio per un minimo di ragionamento. Mai stare a discutere, mai stare a fare qualcosa di violento. Non si ottiene niente.
si ottiene sempre discutendo, sempre opponendo la verità. Questo è quello che vi chiedo. Vi chiedo di scriverlo. Non ne posso più? Non ne posso più? Scrivete ciò di cui non ne potete più. Non pensate che le nostre piccole cose siano poca cosa. Siamo come le zanzare. Una forse viene schiacciata, ma 100 miliardi di zanzare fanno male a qualunque governo. Grazie e buona giornata a tutti. Scrivete dunque a nonnepossopiù@televenezia.it per appunto la rubrica di Edoardo Sivori. Ed ora vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni. Mercoledì 4 settembre. A Venezia siamo in piena estate settembrina, con soleggiamento diffuso e massime comprese fra i 20 e i 27 gradi. Attenzione alla nebbia nelle ore mattutine, mare poco mosso. Sul Veneto cielo sereno senza precipitazioni, minime in lieve aumento e massime in lieve diminuzione. Giovedì 5 settembre, sereno o poco nuvoloso con valori termici stazionari, mare calmo. Venerdì 6 settembre, continuano le condizioni di tempo stabile, con cielo limpido e ampio soleggiamento. La marea di mercoledì 4 settembre è normale, la massima alle 11:20 65 cm, la minima alle 4:55 meno 25 cm. Salutiamo i 500.000 amici che ogni giorno seguono il nostro TG, vi diamo appuntamento alle edizioni delle 6:30, 7:30 e per l'informazione serale 19, 20:30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia.